Una buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, nuovamente a Pontebba perché saluto la signora Graziella che di fatto ha compiuto gli anni. Quanti anni ha lei signora? 78, Sta bene? 7, 8, sì, tanti, ma sto bene. Ecco, questo è importante. Oggi è una bella giornata, tutto bello e tutto oggi più splendido degli altri giorni. Il sole splende e noi siamo contenti. Ma lei questa festa l'ha vista da quando era piccolina? Sì, sì, E sì. com'era il Sempre mercato? così. Beh, forse qualcosa di più, però è bello anche adesso. È bello, cioè è la nostra festa, la festa del paese, la Cosa nostra si festa. comprava al mercato ai suoi tempi? Tutto si comprava, si aspettava il mercato della Madonna di Settembre. Ecco, e dunque Ok, quindi quando adesso qualcosa compro lo stesso. Io avevo visto un paio di scarpe venerdì scorso, le ho detto ma lascia lì che me le compro per la Madonna di Settembre e le ho comprate oggi. per fare un po' di amarcord, ma cosa si comprava ai tempi? E compravano vestiti, compravano tutto, scarpe, quello che non c'era in paese, sì, tutto. Tutto proprio, sì, quello che necessitano, le pentole, i piatti compravano, tutto. Signora, e la torta con cosa l'ha fatta? E oggi non ho neanche fatto la torta perché sono talmente già piena io. Piena, vuol dire che è in salute. Sì, sì, anche troppo appunto. E allora non mi sono fatta la torta. Vengo qua e così mangerò un dolce qui, oltre a mangiare il frico, perché questo è un buon frico, veramente il buon frico. Allora, auguri ancora signora. Grazie. Allora, ringraziamo questa signora Pontebbana Doc. I miei piedi e quelli del nostro Paolo Bassi sono su un terreno che un tempo era Austria. E quindi vogliamo raccontarvi questa festa che si perde nella notte dei tempi, 1300. Però vogliamo iniziare entrando in quello che è il tempio dell'enogastronomia della festa della Madonna di Settembre. Vi aspetto. E allora entriamo, come vi dicevo, dopo aver fatto insomma, i saluti di inizio di questa puntata dello Scrigno. Guardate che fiori troviamo su questi tavolini, è uno dei tanti modi per abbellire, per rendere più colorata la festa della Madonna di Settembre qui a Pontebba. E allora saluto Arianna Donadelli che è l'assessore alla cultura. Grazie. Donadelli, grazie a te. Buongiorno, buonasera. Allora, Buonasera. intanto la signora ci ha già detto che un tempo in questo mercato si comprava veramente di tutto. Sì, è un mercato storico a cui la valle intera ci tiene particolarmente. Veniva utilizzato, sì, si coglieva l'occasione per comprare tutto ciò che poteva servire per affrontare l'inverno, quindi dagli animali da cortile, quindi conigli, galline, oche, a proprio il golfino piuttosto che il berretto. I calzetti sono tipici, ancora oggi compriamo i calzetti. E poi ci siamo spostati anche sul materiale scolastico, il grembiulino per andare a scuola, le ciabattine per andare all'asilo. E tutta la valle si reca a Pontebba per comprare qualcosa di particolare. Non possono mancare le mandorle e la porchetta. Ecco, noi adesso entreremo insieme in questo primo luogo dove che cosa si cucina. Cuciniamo dalla griglia alla polenta e fricco, in particolare da questa parte. Poi ci sono altri stand, per questioni di Covid abbiamo dovuto dividere gli stand, in cui facciamo i gnocchi di susine, gli spätzle, poi ci sono i dolci e le patatine fritte. Ecco, qui però volevo cominciare a salutare un signore che è il presidente della Proloco, che si chiama? Gitz-Thaler Walter, è un nome impegnativo, di origine austriaca. Torna a dire scusa? Gitz-Thaler Walter. Gitz-Thaler Walter. Presidente, Nono Beach, come stai? Nono Gitch. Come stai Nono Beach? Abbastanza bene. Allora, spiegami intanto come è fatta questa polenta. Questa polenta è fatta con tanta passione e tanto amore e con tanto know-how lasciatoci da un vecchio che si chiama Mario Pench, che sarà qua in giro, che non viene più, che ha fatto polenta nella sagra nostra per 70 anni, adesso ne ha 86, quindi mi ha mollato sta eredità. Acqua,
circa 15 litri, circa, zucchero 2 pugnoni di questi, e zucchero, non stinga lì. Dicevo, ma vabbè che a Pontebba siete speciali, ma penso il sale. L'emozione da TV, sale grosso, farina di polenta che l'abbiamo presa in Carnia, ha presa il Walter, comunque nostra locale, 45 minuti di cottura e mescolare quasi in continuazione. C'è un collega che sta facendo l'altra dose. L'altra uguale, identica a questa. Dosi sempre quelle, più o meno, quella lì è un pochetto più grande, quella lì forse c'ha 1 chilo di farina in più. Lì sono 5 kg, qua sono 4,5 kg di farina. Adesso posso dirti che sei maturo, non vecchio, ma quando eri più giovane e meno maturo, che cosa rappresentava per voi questa festa? La festa è la Madonna di Settembre, la festa del paese. Era paragonabile solo, non so, al giorno in cui si copava il purcit, ecco, che si aveva diritto a stare a casa di scuola. La Madonna di Settembre è la Madonna di Settembre, la festa di Pontebba, 8 settembre, da sempre, da piccoli a grandi, quindi c'erano le mandorle e il regalino, ai tempi quando la vita era un po' più dura, non adesso. E che regalino arrivava? Qualche oggettino, il palloncino, quando ero piccolino io no, qualche oggettino in legno. E il signore che sta... Tanto più giovane di me. Come si chiama? Flavio Sacchetta. Flavio, allora, sei nella seconda Postazione, la seconda postazione. Tu sei un pontebano doc? Sì, sono di origine di Pontafel, quindi austriaca, come lui. E niente, invece lui aveva qualche regalino, a noi invece i genitori davano le 500 lire, 200 lire, si andava con i calci in culo, oppure si comprava le mandorle, quelle robe lì. Questo era, per noi era la Madonna di Settembre, era la festa grande, come anche adesso. Si accontentava di poco. Sì, ed era solo quello, però non è che bisognava... Invece da quella parte là cosa... E lì sta facendo le sardine. Allora, vado, e come si chiama la... O Elisa o... Elisa. Baron Elisa, mia nipote. È tua nipote, nonno Ghic. Nipote del presidente della Prolo. Allora, spiegami, e invece qua abbiamo le sardine. Questo è tuo nonno? Sì, è mio nonno. Mi pare che gli vuoi tanto bene. Sì, tanto. Spiegami come fai queste sardine. Prendi l'olio, metti nella pentola e dopo le metti su perché quelle sono impanate, quindi... Cosa semplice, semplice. Sì, sì. Tu da piccolina venivi a questa festa? Sì, sì, sempre. Le mandorle le hai già comprate? No, le ho mangiate però, non le ho comprate io. Devo dire che stamattina ti ho visto e stavi mangiando pane e porchetta. Cosa mangiavi prima? Mangiavo la costa. Ma che ora era, scusa? Il bolle 10 saranno state. E quanti anni hai? 13. Cioè, a 13 questa mangiava, si stava scofanando la costa. È tua nipote praticamente. Alle 8 di mattina, sì. Alle 8 di mattina. Sì, Costa. Costa fredde che sera, avanzate. Vanzade che ieri sera. Donadelli, passiamo nell'altro reparto e qui... Mattia, vieni Mattia. Qui che cosa troviamo invece? Qui troviamo il reparto griglia e il reparto frico. Si dividono tra veterani e new entry, soprattutto il frico. C'è un gruppo che ormai da anni chiamiamo i Frico Boys, che portano avanti la tradizione del frico. Oggi ne faranno circa 80 per circa 3 quintali di patate preparate nei giorni precedenti. Il frico è il frico pontebano, se posso essere di parte, è il frico più buono di tutte le sagre. Viene fatto tradizionalmente tagliando le patate. Si trovano le signore del paese il giorno prima a pelare le patate, a lavarle, un po' come una volta ci si trovava a scogiolar fagioli, a curare i fagioli. Ci si trova tutti intorno a una tavola e ognuno col suo pelapatate, pela le patate e ci si racconta le storie dell'anno, i gossip, gli scoop del paese. Adesso ci sono anche i giovani che stanno imparando il mestiere. Abbiamo Jacopo, che è il vincitore della prima edizione del concorso del frico di Pontebba, che poi abbiamo dovuto sospendere per via del Covid, riprenderemo, e poi c'è Mattia che è il più giovane che sta imparando. Quindi possiamo andare da quella parte? Andiamo da quella parte e così vi mostriamo come viene preparato il frico. Qua ci sono
5, 6, 7 ragazzi. Jacopo è pronto. Chef, come andiamo? Molto bene, molto bene. La giornata è bella, i frechi, stiamo preparando i frechi, li mettiamo nei cosi, nei contenitori a tenere caldo. Aspetta, che formaggio viene utilizzato? Montasio, 2 tipi di formaggio, 3 mesi, 6 mesi. Ecco, vediamo che ce n'è uno che è un po' più avanti e dobbiamo... Mattia, vieni da questa parte. Senti, che cosa significa far parte di questo gruppo? Tu sei emozionato? Sì. Ma devi solo respirare. Guarda, non guardare me, guarda i frichi. Intanto scuola deve iniziare. Ho già iniziato. Perfetto. Senti, ma tu alla sagra dai sempre la mano? Sì, sempre. Anche i tuoi familiari? Sì. Quindi, insomma, siete tutti coinvolti. E tu sei più goloso di fricco o di carne? Ricco. Quindi, buon Mattia, cosa deve fare? Dovrebbe tagliarlo? Dovrebbe spiegarti il procedimento, dato che lui a casa sua lo fa solo lui, i genitori li mette da parte e lui prepara il frico. Quindi adesso ti spiega come... Non so perché, ma così, in amicizia, come viene fatto il frico? Si tagliano le patate, dopo si mettono a cuocere, si gira, si calpestano, si mette il formaggio e quando diventa la crosta si gira. È finito il fricco. Si mangia. E per girarlo? Sono quelli bravi, no? Lui sta imparando. Vedete questo frico come vive? Sembra che abbia il cuore che batte, quindi questo... Ecco, qua siamo quasi pronti. Tra l'altro, Donadelli, dobbiamo dire che in questo posto c'è un brevetto. Sì, c'è un brevetto che ha costruito il nostro Manuel, che oggi non è qua, ma lo citiamo e lo ricordiamo, che serve per dividere il frico in parti uguali, perché altri anni avevamo problemi di chi si lamentava che aveva la fetta un po' più grande, chi un po' più piccola. Allora abbiamo creato questo stampo, si appoggia il frico su un tagliere, si schiaccia lo stampo, il frico viene diviso in 7 parti uguali in modo che siamo uguali per tutti. Nessuno può lamentarsi. No, chi ne vuole ancora chiede una seconda porzione. Allora, attacchiamo alle spalle l'uomo... Dimmi, caro. Lì sarebbe il frico finito. Ah, quindi possiamo andare... Andiamo permesso, vi passo davanti. Paolo, eccolo qua. Questo, eccolo. Mettiamolo da questa parte. Siccome non vorrei andare al reparto ustionati di Cesena, quindi Paolino, eccolo qua. Quanto pesa? Ha 1,2 kg di patate più 6 etti di formaggio. Quindi siamo quasi a 2 kg, 1 chilo. Sì. Grazie. Allora io mi sposto, lasciamo l'area frico e vedete che qua invece c'è l'area dei grigliatori. Come andiamo? Vado da lui, sì. Perfetto. Qua siamo nella fase della pulizia. Paolo. E mi è scappato. Ecco, vediamo se riusciamo a beccare. Ben ritrovato. Cosa stai cucinando? Salsiccia per fare i panini con cipolla, peperoni. Di cosa funziona di più? Salsiccia, la costa? Cos'è la più richiesta di solito? Va bene tutto. I giovani prendono più salsiccia col panino, però anche la costa è un po' più impegnativa da fare, però va anche quella. Tu fai parte di qualche associazione a Pontebba? Sì, del Circolo Culturale Sirio. Che cos'è? E organizziamo il Krampus quest'inverno, il cinema, che abbiamo in gestione il cinema, e altre cose per giovani, per i bambini qua a Pontebba. Quanti siete? Noi nel consiglio siamo 11, però poi abbiamo tanti collaboratori esterni che ci danno una mano. Grazie. Grazie a voi. E allora dobbiamo andare credo in pubblicità, quindi noi ci fermiamo. Questa era solo la prima frazione dello scrigno che vuole raccontarvi la festa di settembre, del mese di settembre, della Madonna di settembre, qui a Pontebba, tra poco. Alla festa della Madonna di settembre di Pontebba arrivano turisti da ogni dove, gliel'ho chiesto appunto prima di avvicinarli, sono una coppia che arriva dalla Slovenia. La Slovenia, sì.
Da Dove esatto? Kran, Dov'è? vicino a Ljubljana, 25 km da Ljubljana. Avete fatto un po' di chilometri. Ma no, da Ljubljana, da Treviso, con la bicicletta. Siete venuti in bici? Cosa state mangiando, signora? Sardelle e polenta. Siete in Slovenia, si fanno queste cose, sì. Sì. E lei come le fa? Le fa così o le fa in maniera diversa? Qualche volta così, qualche volta solo fritte. Quest'uomo chi è? Quest'uomo qua, mio marito, Come si chiama? Milos. Milos, ma corre più lei in bici? Poco. Non parlo italiano, scusi. Ma è la prima volta che viene a Pontebba? No. Qualche volta anche fino a Venzone. Sempre in bici? In bicicletta e poi a Treviso siamo andati con il treno. Una bella gita. Come si dice buon appetito in sloveno? Dober tek. Vedi? Dober tek a tutti e due, grazie. Grazie, salutiamo questi amici sloveni che si trovano qui nella piazza di Pontebba, è un po' la piazza dei sapori. Questa è la signorina della Costa, 8 del mattino che dice, e questo lo conosciamo molto bene perché di fatto è una... Factotum. Tutti abbiamo visto la festa delle sculture del ghiaccio, le sculture del fieno. Qui non siamo mai fermi, qui a Pontebba si lavora 365 E tra l'altro, giorni all'anno. devo dirti, ha fatto molta notizia quando transitava il treno e tu mi hai detto che cosa trasportava, te lo ricordi? Beh, questa è deformazione professionale. Quindi... Treni non ne passano? No, fortunatamente no, quindi siamo nel silenzio e nella tranquillità. La tua associazione è? L'Algleris di Pontebba si occupa di sport, di sci di fondo e un po' a 360 gradi degli eventi a Pontebba. Prossimamente su cosa vi state muovendo? Prossimamente adesso stiamo già progettando il prossimo Snow Art 2022, abbiamo già diverse adesioni e quindi se la pandemia non riparte, quindi avremo la possibilità di riorganizzare questo grande evento, a gennaio saremo di nuovo qui. Magari ci vediamo. Ma certo che sì, oramai siete nostri ospiti abituali. Grazie Presidente. Io devo bussare, Donadelli, cosa faccio? Provo, lo facciamo in maniera così? Ma sì, proviamo. Vediamo, andiamo da questa parte. Allora, signora, cosa sta facendo? Mi dica cosa sta apparecchiando la tavola. No, non sto apparecchiando. Volete assaggiare i gnocchi? Ecco, allora, visto che fate i gnocchi, mi può dire come vengono fatti questi gnocchi? Vediamo, vengo da questa parte, Come li fate? I gnocchi sono fatti con un impasto di patate, farina e le uova, uguale ai gnocchi normali. All'interno hanno una susina che è stata aperta, tolto il nocciolo e messo della cannella con lo zucchero. Me ne apre uno così la vediamo. Posso prendere uno cotto? Ecco, questi sono i gnocchi già cotti, pronti. Ne apro uno, scusi, prendo un coltello. Sì. Sembra che rida sto gnocco, guarda. Dopodiché vengono conditi con del burro fuso, con cannella e zucchero. Chi è che l'ha insegnato? È una vecchia tradizione. Sua mamma, sua nonna? Un po' tutti, no. Io non sono di Pontebba, sono di Moggio. Questo secondo me è un piatto tipico di Pontebba della Val Canale. Ecco. Comunque, frequentando anche un po' il gruppo, ci sono delle persone anziane che hanno insegnato che tramandano le tradizioni dei piatti tipici della valle. È un piatto molto apprezzato anche dai turisti, lo abbiamo già proposto negli anni precedenti ed è stato molto apprezzato. Questa è una ricetta tipica pontebbana. Ma forse anche della Val Canale. Comunque in Val Canale utilizzano anche le albicocche, che noi no. Si chiama, signora? Io sono Aurora, sono la segretaria del gruppo sportivo Valgleris. Abbiamo visto il presidente fuori, la saluta, sa? Io vi saluto voi, vi ringrazio della vostra... Grazie a lei perché so che è timida e quindi so che ha fatto una gran fatica per parlare. È quella della griglia, ci sta, chissà... Non so come sarà la mia registrazione. È andata bene signora. Noi usciamo, andiamo a vedere se c'è la Donadè. Signora, è lei qui? Lei che cosa fa qua? Io?
dov'è lei? Di dov'è? Di Pontebba. Ma mi racconti com'è cambiata Pontebba, la sua Pontebba? Allora, Uno, e da piccolina con chi veniva al mercato della Madonna di Settembre? praticamente io sono nata in una frazione e naturalmente la festa della Madonna di Settembre è una festa ultracentenaria e da bambina era l'unica festa che noi bambini ritenevamo la festa più grande, era solo quella. Col passare degli anni io mi sono trasferita, quindi sono andata via da Pontebba, l'ho vissuta in maniera, diciamo, In lontananza? in lontananza. Ci sono ritornata da sposata. Per me non è una grande festa, ormai è una festa di tutti i giorni, però ultimamente, in questi ultimi anni, la vivo facendo del volontariato e aiutando un po' quel che si può. Senta, ma quindi per Manina andava con la mamma, la nonna? Con la mamma, con la nonna, e poi è diventata una festa per me come tutte le altre, ecco. Non l'ho più sentita come... È normalità. Ecco, normalità. Ecco, ho cominciato a risentire la festa venendo ad aiutare qui a fare del volontariato qui perché di lavoro ce n'è sempre. Diciamo che col volontariato ha ritrovato la passione. Ecco, ho ritrovato la passione della festa della Madonna di Settembre di Pontebba. La lascio entrare in ambulatorio, signora, così. Grazie, Mandi, arrivederci. Donadeli, adesso andiamo da questa parte. Sì. E cosa troviamo? Più in là troviamo lo stand delle patatine fritte, che diciamo vanno per la maggiore tra i bambini, non possono mancare le patatine fritte alla sagra, e poi c'è lo stand dei dolci. Dovremmo vedere se la signora, che non mi ricordo come si chiama. C'è già Tobias che sta assaggiando una frittella, è l'assaggiatore ufficiale Tobias. Vediamo Tobias. Tobias, com'è la frittella? Buona. Prova a raccontarmi con cosa è fatta questa frittella. Mele? Mele, farina, uova, zucchero e... Senti, prova a dirmi... E tanto amore. Sì. Prova a dirmi tutte queste robe in tedesco, visto che mi dicono che sei bravissimo nella lingua tedesca. Mela, Apfel? Apfel, Ei, zucchero... E tanto amore come si dice? Liebe. Belle, grazie. Il bello della diretta, così vedete che non abbiamo preparato. Chi è quella signora là? Raccontami un attimo. La Marina. Marina. La Marina. È slovena. È slovena. Parlo per sloveno. Signora, lei può parlare come vuole, guardi, io sono... Tedeschi, austriaci, italiani, friulani, sloveni. Non le manca niente. Pontebbe smo Che cosa ha preparato fino adesso? pallacinque, crepes. Però mi manca il forno, devono portarlo. Intanto mostrano le frittelle. Mostra. Come sono fatte quelle frittelle, signora? Le mele, pastella, tutto quanto. La ricetta è sempre quella della nonna? La ricetta è segreta. Il chef Luca lì è scappato. È scappato così. Per lui è segreto, è la signora Frigge. La signora è tedesca. Ecco signora, mi faccia giusto un'intercalata, mi descriva che cosa stanno facendo le frittelle in questo momento. Stanno friggendo. E in tedesco come si dice? Oh, wir frittieren gerade kleine Apfelküchlein. Fa proprio appetito, proprio me lo torni a dire, Sì. guarda. Apfelküchlein. Maria Vergine, proprio visto che la... Es duftet. Il profumo. Stufte? Com'è? Es duftet. Ormai io ho una pronuncia che... Quanto devono stare nella piscinetta lì? Ma un 5 minuti circa. Dopo sono pronti. In caso basti con veniamo a provarle dopo, signora. Noi andiamo in pubblicità adesso, lei è d'accordo? Ma sì. Reclame? Reclam. Allora, venite tutti a Pontebba che c'è una bellissima festa oggi con tante bontà. E venite a Pontebba tutto l'anno perché qui c'è... Ma sì, certo. Qui non ci si annoia mai. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. A tra peu.
Terza parte dello scrigno, sono con Renzo Vueric, che è un allenatore di uno sport di fatto tipico della zona. Quale? Lo short track, pattinaggio veloce in pista corta. Niente, noi sono 40 anni ormai che ho iniziato nel lontano 1980, i primi ragazzi a pattinare e adesso facciamo gare di fino in Coppa Europa, giriamo tutta l'Europa. Ecco, infatti devo chiederti fino a dove siete arrivati. Francia, Olanda, su in Svezia, dappertutto, dove ci sono gare, Germania e Italia naturalmente. Covid vi ha rallentato un po'? Il Covid penalizzati al 100% perché sono troppe restrizioni e per adesso siamo fermi. C'è un nome e un cognome che vi ha portato in alto in questa disciplina? All'inizio, anni 90, la bravissima Traverso Stefania e ultimamente abbiamo vinto parecchi campionati italiani di categoria. Gli ultimi da nominare, il Cecon, Michele, che anche lui a livello nazionale ha fatto le sue manovre giuste. Ecco, Renzo ci ha spiegato un po' che cos'è questo sport, avete visto delle immagini che ci sono state di fatto fornite. Tu hai iniziato a quanti anni? Io ho iniziato a fare allenatore nell'80, avevo 19 anni, 20 anni e adesso ho passato un po' la mano al papà di Michele che mi ha rilevato perché io con l'attività che ho adesso non riesco più a fare. Non riesco a seguirli tanto, ogni tanto ci vado, però molto marginale. Grazie. Prego, grazie a voi. E ricordiamo che anche Renzo Vueric con la sua associazione è presente. Cosa fate quella festa? Fanno frittelle, dolci, sì, un po' di tutto. Ecco, quindi mondo dell'associazionismo che è presente anche in quella che è una delle principali feste del paese. Il nostro Paolo Bassi è partito dal cibo del vecchio confine Italia-Austria, diciamo che è quasi una tradizione. Quando noi veniamo a Pontebbo l'abbiamo fatto con Fenart, l'abbiamo fatto anche con la trasmissione dedicata alle sculture del ghiaccio che si svolge in pieno inverno. Questo ha un elevato livello simbolico, quindi di fatto da una parte Pontafel, da questa parte Pontebba. Io chiedo a Arianna Donadelli, che costume è questo? Questo è il tipico vestito austriaco, è composto da una camicetta e un vestitino intero, in genere grazioso, decorato con le stelle alpine e un grembiulino. D'altra parte abbiamo anche il vestito friulano qua, che coesiste col vestito austriaco. In questo momento siamo a Pontafel e siamo partiti da Pontafel, indosso giustamente il vestito austriaco. Il vestito friulano è leggermente diverso, ha un tessuto un po' più pesante, generalmente il corpetto di velluto, e porta sempre lo scialle e i tipici scarpezzi. Allora, noi adesso ci sposteremo, Arianna, così magari salutiamo Renzo Vueric e ci facciamo una camminata verso il fondo di Via Roma, dove c'è un certo Gabri Moschiz con il gruppo I Doganirs, che sarà lui un po' la colonna sonora della giornata. Sì, alla Madonna di Settembre non può mancare la fisarmonica con l'Euphonium a lietare la festa. Gli altri anni sicuramente non mancavano anche i ballerini improvvisati nel mezzo del mercato piuttosto che nell'area chiosco. Quest'anno la cosa è un po' più ristretta per via del Covid, ovviamente, purtroppo. Siamo riusciti a organizzare la manifestazione, ma ci sono delle regole da rispettare. Ecco, qui vediamo le prime giostrine. Sì, anche questo è tipico della nostra festa. Non possiamo non pensare ai più piccoli che si aspettano ogni anno le giostrine, anche quelle un po' magari in forma ridotta. Li chiamiamo noi i calci in culo e la pesca dei cigni. In genere viene la sala giochi, abbiamo diviso su più giornate quest'anno i giochi per i bambini, abbiamo fatto dei giochi durante l'estate organizzati dalle associazioni. Ieri c'era una piccola gara, la gincana dei bambini, che anche quella è una gara tradizionale, e poi avevamo i gonfiabili. I bambini, anche loro devono giustamente divertirsi, è anche la loro festa, perché
è la festa che le avvisa che subito inizierà la scuola, quindi gli ultimi divertimenti. Allora, ecco, vedete che Paolo fa bene a riprendere le biciclette, perché di fatto è uno dei mezzi che raggiungono con più facilità e con più intensità il centro pontebano. Lo abbiamo ribadito anche nelle precedenti trasmissioni, no? Il fenomeno del cicloturismo. Cicloturismo che per fortuna sta risollevando un po' le sorti del paese, che è stato penalizzato dall'apertura dei confini e quindi dalla chiusura di molte attività quali le case spedizioniere, le caserme, la ferrovia e adesso sta ripartendo sotto una chiave un po' più turistica. Le biciclette transitano a migliaia in tutta la parte dell'anno, fatta eccezione per quando abbiamo la neve. E abbiamo la fortuna che la ciclabile attraversa il paese, è uno dei pochi paesi che hanno la ciclabile che passa la piazza, e le accogliamo sempre con molta gioia. Adesso stiamo preparando anche dei nuovi progetti, dei servizi per poterli accogliere, quali ostelli piuttosto che noleggi per biciclette che verranno attivati nei prossimi anni. Ecco, e mentre la Donadelli parlava si è fatto avanti un personaggio che, vieni, che conosco molto bene perché questa è l'associazione Scampanottadors. Come stai? Bene, grazie. Abbiamo già scampanottato? Sì, e torno in subito a mezz'ora torno in su. Quindi farà un po', quindi aspetta un attimo, vado da questa che... Da dove arrivate voi due? Da dove arrivate? Treviso. Da Treviso? Sì. Io da Mortegliano. Ah, ecco perché sentivo, ciao Teleferico. Il paese da Blave. E dal Tiampanili più alto? Più alto d'Italia. Questo è non è casuale, questo è un scampanottatore? Hai già scampanottato a Mortegliano o no? Sì, a Mortegliano, sempre, ogni anno 2 volte saranno. Ma come sono le campane mortegliane? Sono belle, grandi, tutte però non sono perfette come intonatura. Quindi si può fare meglio. Sì. E lei cosa fa? A Treviso? È il paese di nonna. Pontebba? Sì. Come si chiama la nonna? Teresina. A Teresina. Però è anni che non c'è, però casa è sempre casa. Grazie. Ciao, grazie a questi incontri casuali. Buona festa a tutti, Mandi, ciao. Noi adesso ci tuffiamo da questa parte in via Roma. Io volevo andare da questo signore siciliano, se non ho visto male, che produce formaggi. Paolo, cosa dici? Andiamo un attimo da creatura. Paolo Forte. Sì. Cosa fai da queste parti? No, ma non... E la fisarmonica dov'è? Si sta raffreddando a casa. Ma tu scusa, dove sei partito? Da Tarvisio. Volevo salutarti, no? Ti ringrazio Forte. Cosa facciamo in autunno? Sono in. Hai qualche... Sì, ho cose in cantiere, sì. Non invecchi mai? Guai? No. È la musica che ti fa questo effetto? Senz'altro, la musica. Ci vediamo presto, Paolino. Ogni bene. Allora, salutiamo, questa è un'icona della musica friulana. Buongiorno, ma lei da dove arriva? Da Conegliano, si sente dall'accento? Sì, avrei detto che era... Conegliano Sabbiadoro. Conegliano Sabbiadoro? Sì, è a metà strada tra Conegliano e Livigno. Livigno, sì. Posso offrirvi un tarallo per la simpatia? Guardi, io la ringrazio. Vi faccio assaggiare quelli... Ma le sue origini dove? Siculo. Siculo, di dove esattamente? Della provincia di Enna. E lei gira tutta l'Italia? Anche Austria, Germania, vado un po' dappertutto. E la signora che affetta chi è? La mia dolce metà, anche se... Buongiorno. Sì, signora, lei non è sicula? No. Dov'è? Sono ucraina. Che bel mix, guarda. Piccola ucraina. Ma scusi, ma in Ucraina non ci sono i taralli, no? No, però somigliano, c'è. Come si chiamano? Bublichi. I bublichi. Grazie, io lo offro alla Donadelli. Donadelli, bublichi. Non me ne intendo, io parlo solo siculo, parlo. Scusa, ma a casa ogni quanto vai? Una volta all'anno. Se no sempre avanti tutta, come dice la Poelcan, tutta in un colpo. Sì. Bene. Questa è buona. Io con il tarallo vi do l'appuntamento a pochi istanti perché devo andare da un altro impegnativo. Se non siete in Ramadan vi offro anche un bicchiere di vino. Guarda, lo facciamo dopo la trasmissione. Che non vi c'è in drio però. Guarda come parla bene questo siciliano. Noi vi salutiamo e andiamo da un altro impegnativo che è Gabri Moscic.
Ciao. Alla prossima. Au revoir. Au revoir. Buoni, anzi buonissimi taralli dell'amico siciliano, il siculo che abbiamo incontrato in chiusura della nostra terza parte qui a Pontebba, dove c'è appunto la festa della Madonna di settembre, e alla mia sinistra l'avevo piacevolmente incontrato assieme a quelli che sono per me quasi dei fratelli in Val Bartolo, memorabile giornata, e quindi il prossimo anno credo che faremo 2 fine settimana, non uno solo. Gabri Moschiz con il gruppo I Doganirs, dico bene? Sì, dici benissimo, in versione itinerante, quindi sono tutti giovinastri, non di primo pelo comunque, 2 dei quali sono diplomati in conservatorio. Me li presenti? Allora abbiamo il grande Simone Moschiz, diplomato in sax con 110 lode convenzione d'onore a Milano, al Giuseppe Verdi, Luca che è maestro comunque di batteria, Luca Seletto, e poi abbiamo Giacomo Markocic, fresco di diploma, anche lui 110 lode convenzione d'onore al Tomadini a Udine. Sì, cioè voglio dire, qua sono le punte di diamante. Le punte di diamante, esatto. E vedete Moschiz. Ne manca ancora qualcuna comunque. Cosa ci fate sentire? Facciamo una versione nostra di Alza la gamba Maritza. Andiamo, con la quarta parte, così. Doganirs, senti, visto che avete già abituato bene, me ne fai una bella spinta austriaca delle vostre? Tipo? Tipo, fammi pensare un attimino. Trompete, Neco?
Grazie Gabriele. Senti, ma mi puoi dire che cosa rappresenta per te la musica? È una ragione di vita? Diciamo tutto, quasi tutto, raccoglie tutto l'aspetto soprattutto umano e sentimentale del nostro caro mondo. Dobbiamo dire, visto che l'ho scoperto che non è tanto, che tu sei un gran bravo organista. Beh, sono parecchi anni, 36 quest'anno che suono come organista nella chiesa di Camporosso e cantiamo liturgia antica slovena. Abbiamo mantenuto canti che sono veramente la storia, diciamo, della slovenità nella Val Canale, che esiste ancora nella chiesa di Govizza, Camporosso e in parte anche Valbruna. Ecco, e state facendo un lavoro, no, su questo? Stiamo registrando 28 pezzi in omaggio a mio padre, che è stato quello che è stato l'artefice e anche tanto tempo organista a Camporosso e a Lussari, ancora prima della guerra mondiale. In suo omaggio una trentina di pezzi liturgici coi ragazzi, orchestrati e cantati a due voci. Grazie Gabriele, noi tra l'altro vi seguiremo perché ci sposteremo in un luogo dove l'assessore Donadelli ci accompagnerà, perché c'è Arianna, vediamo se volevo che ci presentasse questo piccolo. Arianna? E questo piccolo chi è? Lui è il piccolo Giorgio. Piccolo Giorgio vestito da alpino. No, allora ha il cappello d'alpino e il vestito è un vestito tipico austriaco, composto dalla camicetta, i lede rose e le sue bretelle. Noi adesso dovremmo spostarci, così portiamo anche Gabriele Moschiz. In che posto? Noi adesso andiamo sotto il municipio. Dove c'è il Vespon? C'è l'associazione Vespon, che è il gruppo, il Vespa Club di Pontebba, che offre l'aperitivo e fa un po' di intrattenimento a chi va a giocare, si reca a giocare alla pesca di beneficenza. Io volevo andare un attimo da questa signora, vediamo come mi accoglie. Signora, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Abbastanza bene. Lei ha già bevuto? Il primo bicchiere in questo momento. Sarà una giornata impegnativa? Non credo, all'una andiamo tutti a casa. Ah, perfetto, quindi mangiate a casa. Esatto, noi andiamo a Camporosso, siamo di Camporosso ogni anno e queste giornate bellissime veniamo a Pontebba a festeggiare la Madonna. E chi sono queste due creature? Allora, questa è la creatura Marina, questa è creatura Lotte, Marina Pontebbana e noi due camporossiane. Io sono sorella di Gabriele. Moschiz? Esatto. E perciò altro non so cosa dire. Senta, ma da piccolo Moschiz era già così? Sì, sì. Peggio signora? Sì, sì. Invecchiando migliora. Ah, quindi lei mi dice che c'è stato un... Era insopportabile, ma adesso lo so. Perché era mi racconti? Non stava mai fermo. Ah, quindi era una pallina da flipper? Più o meno. Lei invece non suona e non canta? Ho tentato, ma preferisco fare la parrucchiera. Cosa ha tentato? Ho suonato 6 anni il pianoforte col papà. Come si chiamava vostro padre? Giovanni, e alla fine della fiera mi ha messo adesso così il violino. La cosa non mi è piaciuta e via, basta musica. Sono tutti suonatori a casa mia, mancavo solo io. Bene, buona giornata, statemi bene. A bene. voi e grazie, salutatemi il Friuli. Volentieri. Vediamo se dobbiamo andare in... no, e allora non è ancora il momento della pubblicità, però possiamo andare un attimo da questa signora che è Arianna? È
una signorina di Malga-Tratten. Allora, andiamo dalla signorina di Malga-Tratten, così ci spiega un po', visto che è una realtà del territorio. Buongiorno. Buongiorno. Quali sono i prodotti che esponete in questo momento? Abbiamo il formaggio di Malga, fatto in Malga, altri prodotti che facciamo a casa dove abbiamo sede dell'azienda a Lauco, come il formaggio più stagionato, il burro chiarificato, questo fatto in Malga, come il burro, la ricotta fresca affumicata e il formaggio Frant. Quando dice chiarificato? Sì. Il burro chiarificato è il burro fatto cuocere per un paio d'ore, viene tolta la parte grassa del burro e ne resta il burro chiarificato che è più digeribile e leggero rispetto al classico burro e si conserva molto di più. La differenza è che fermandosi da voi ci spiegate anche qual è la filiera che vi ha portato a produrre. Diciamo che è una vecchia tradizione per conservare il burro, veniva fatto appunto bollire in modo che sì, non vada acido, quindi sono vecchie ricette delle nonne. Ecco, quindi prima di lei chi c'era? A me l'ha insegnato mia suocera, che è la gestrice della Malga, tramandato da sua nonna e sua bisnonna. Si chiama sua suocera? Sonia. Sonia, la salutiamo ovviamente. Certo. Cognome? Dionisio. Salutiamo Sonia Dionisio, noi adesso se la Donadelli è d'accordo saliamo di qualche centinaio di metri. Stanca Donadelli? No, assolutamente. Allora noi adesso credo che ci portiamo al seguito, adesso si stanno abbeverando, quindi noi saliremo zona municipio e troveremo Moschitz e gli amici del Vespon. A tra poco. Quinta parte dello scrigno, ci sono i doganisti che sono alla nostra destra e fra poco partiranno perché faremo una piccola camminata con un loro brano verso il municipio, però Arianna Donadelli di fatto mi ha stoppato evidenziandomi l'antichità di questo portone che ci porta indietro al 1700 più o meno. Qui cosa troviamo? Qua troviamo delle foto allestite che raccontano un po' la storia di Pontebba e delle sue frazioni, delle sue attività e associazioni varie. Ecco, qui vediamo il ponte. Sì, quello è il ponte che divide Pontebba-Pontafel, non è quello su cui eravamo prima, ma è situato un po' più a nord, è quello che porta a Pramollo, da cui però c'è un bellissimo scorcio sul paese. Ecco, sopra, Paolo le ha già riprese, c'è la frazione di Frattis di Pontebba, dove credo ci siano o una cresima o una comunione, qualcosa. No, quella è una colonia, c'era una vecchia colonia dove venivano a passare le vacanze estive. Evidentemente l'età mi ha tolto la capacità visiva, più sotto deve essere la festa dei coscritti? Sì, credo di sì. Quindi c'è la banda, c'è uno scorcio della piazza Vecchia, della piazza Dante, c'è il ponte di confine e poi abbiamo le varie associazioni, c'è un principio della squadra di hockey, una corsa tipica perché penso che facesse parte del Palio del Ponte e altri scorci del paese. Ecco, su questa via, che è via Roma, che cosa succedeva fino a qualche tempo fa? Fino a qualche anno fa qua si svolgeva la mitica gara delle vasche. Era una delle gare del Palio del Ponte che venivano disputati tra Pontebba e Pontafel e assegnato il premio in occasione della Madonna di Settembre. La gara delle vasche era divisa tra femminile e maschile, c'erano delle squadre composte da 3 persone, 2 persone spingevano e una pilotava la vasca che era stata adattata con ruote e manubrio. Si partiva da in fondo a via Roma, si percorreva via Roma in salita con 2 persone che correndo spingevano la vasca e una la timonava. In piazza c'era il giro di boa e tornando indietro i 2 che spingevano correndo salivano e iniziavano a remare per scendere in discesa e il timoniere doveva riuscire a far entrare un'asta in un anello che era appeso a metà della via. Perché non si fa più?
Non si fa più, è un paio d'anni che abbiamo avuto delle difficoltà di organizzazione, poi il Covid anche lui ci ha messo la sua, speriamo il prossimo anno di poterla riistituire. Allora io direi che possiamo spostarci con il gruppo dei Doganiers che di fatto ci accompagnerà verso il municipio. Ed eccoci, ci siamo spostati, siamo nell'area del municipio e vedete che man mano che si avvicina piano piano la stagione un po' più fredda guardiamo ancora con più desiderio alle mandorle. Saluto Mirko e Franz che è qui. Ciao Mirko. Buongiorno. Allora, intanto volevo fare un ricordo, perché qui fino a qualche tempo fa c'era tuo papà Viviano. Sì, certo, adesso mancherà un po' di tempo, che sono 3 anni che è mancato mio padre, che era una istituzione non solo qua a Pontebba, ma bensì per tutta la regione. Ecco, perché quella voce calda, com'era? Calda la mandola era un suo simbolo, lo riconoscevano da tutte le parti del Friuli Venezia Giulia. Senti, questo è un mestiere che tramandato, questo io sono la 4ª generazione, da mio bisnonno, nonno, papà e adesso siamo noi. Mi puoi spiegare, adesso noi le vediamo esposte, che lavoro c'è qui? Come per la produzione della mandola è una cosa semplice, basta solo acqua e zucchero, le mandorle o le nocciole. Il procedimento della cottura che va sui 25-30 minuti, un pizzico di vaniglia per dare il profumo e nient'altro. E i clienti che vengono a comprarle. Senti, la materia prima da dove arriva? La materia prima, le mandorle arrivano dalla Sicilia, mentre le nocciole dal Piemonte. Noi teniamo solamente roba italiana. Mirko, grazie. A voi. Allora io direi di andare verso Moschitz, perché questa è l'area, come vi dicevo, dove è in corso questa sorta di aperitivo degli amici delle Vespa. Quindi credo che il buon Moschitz e i suoi amici, e la saluta la signora. Signora, lei conosce Gabri? Madonna, una vita che... Da dove arriva lei? In una località bellissima, località Oltreacqua, Tarvisio. Tarvisio. Stia bene signora.
Guardi, i Doganiers di fatto le dedicano questo brano, che non so qual è, ma Lui mi manda sempre nel telefonino i suoi... Ah, perfetto, facciamo una volta di più allora. Molto bene, noi adesso ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e chiuderemo ancora con un brano dei Doganiers, ma c'è l'aperitivo del Vespon, quindi ci sono già queste mitiche due ruote che sono schierate davanti al municipio di Pontebba, dove staziona ancora una delle sculture di fan art che abbiamo raccontato attraverso una nostra trasmissione. Pubblicità tra poco. Sesta parte dello scrigno, c'è sempre la Arianna Donadelli, siamo arrivati in una piazza che è piuttosto calda e lo sarà ancora di più stasera quando verrà dato alle fiamme che cosa, Donadelli? Daremo alle fiamme, bruceremo la scultura del fan art che raffigura la Fenice. Dalle ceneri la rimandiamo alle ceneri. Ci è stato proposto dagli stessi scultori che hanno partecipato ad altre manifestazioni di questo tipo, che loro alla fine la bruciano e quindi noi per buon auspicio bruciamo anche noi. Chi sono questi due signori? Abbiamo Joe e Miki del Vespon. Miki poi fa parte anche del consorzio di Pontafel, che hanno organizzato questo aperitivo della Madonna, che non vuole essere
una brutta cosa, ma della Madonna, perché è la Madonna di settembre in suo onore. Quindi Vespon, Vespa Club di Pontebba, me l'ha spiegato la Donadelli, quindi non è farina del mio sacco, direte che sono limitato, la Donadelli mi ha illuminato su questo nome. Allora Gerbezza, questo è l'aperitivo, sta andando come si deve? L'aperitivo va bene, il tempo ci assiste, meglio così. Quanti siete in zona che possedete quel mezzo? Noi abbiamo 45 soci al momento. Ecco, è un paesino piccolo, insomma. Ecco, ho dedicato proprio una puntata dello Scrigno al Vespa Club di Udine. Di fatto sono mezzi non potenti, ma potenti nella passione, possiamo dirlo così? Sicuramente. Che Vespa hai? Ne ho parecchie, dalla GS 150, una Rally, un ET3, un Primavera, un 50 Special. Prosecco e grissini rigorosamente prodotti qui a Pontebba? No. Prosecco rigorosamente di Vidor, Valdobbiadene. No, mi riferivo ai grissini rigorosamente. I grissini pontebani e il prosciutto di San Daniele. E lui chi è? Questo è... Non lo conosco, non l'ho mai visto. Questo è Mickey. Mickey, che però sappiate... L'uomo dalle grandi idee. Grandi idee, e tra l'altro è il sosia di Shevchenko, quindi ecco. Io continuo a battere su questa roba in modo che se lo fermate chiedete pure un autografo e quindi sarà ben felice di farlo. Questi soldi? Li faremo, dai, li abbiamo già fatti talvolta, quindi volentieri. Nei boschi vai con la Vespa o no? Ci provo talvolta, però non me la prepara bene il gioco, quindi dobbiamo lavorarci ancora un po'. Faccio apposta, la Vespa si rovina nel bosco, la Vespa deve andare sull'asfalto. Ma nonostante le pendenze, la Vespa va lo stesso? Basta lavorarci un po', si va ovunque, nel bosco meglio a piedi, però in pramollo con la Vespa andiamo tranquilli e più che sereni. Grazie al Vespon, Vespa Club di Pontebba, proprio cadenziamo molto bene e buon aperitivo. Grazie e viva il Vespon! Guardate, sembra campione di ginnastica ritmica, Occio, guardate Moshiz e i suoi. Che ci importa se piove o se c'è temporale, per noi è uguale, per noi è uguale, che ci importa se piove o se c'è temporale, per noi è uguale, ci sbattiamo le balle. Fliege mit mir in die Heimat, fliege mit mir übers versione invernale, che ci importa se fiocca, a noi piace la gnocca, col ciel sereno e con l'arcobaleno, che ci importa se fiocca, a noi piace la gnocca, col ciel sereno e con l'arcobaleno. Fliege mit mir in die Heimat, fliege mit mir übers Meer, fliege in den Himmel hinein, my mother, ich lade dich
Grazie a Gabriele Moscis e ai Doganiers, direi di fare ancora un brano. Pompiamo come sapete fare solo voi e poi ci salutiamo perché dobbiamo andare con i saluti finali del sindaco Buzzi. Granica mojega, si srca mladega. Ti moja ročica, na pragu zrelih let, najlepši svet. Granica mojega, si srca mladega. Ti moja rožica, na pragu zrelih let, najlepši svet. Na pragu zrelih let, najlepši cvet, najlepši cvet. Molto bene, molto bene. Gabriele, ne facciamo, credo che abbiamo ancora 4 minuti e mezzo, forse, 4, 2 minuti perché poi andiamo a salutare il sindaco Buzzi. Con cosa potremmo chiudere? Potremmo chiudere con Simonetta, un pezzo nostro che lo suonano dappertutto. Aspetta che vedo. Questo è il presidente. Questo è il... Simonetta, Simonetta, dove vai con quei riccioli belli? Simonetta, Simonetta, con le trecce sui biondi capelli. Simonetta, Simonetta, con quel podi un po' troppo attilato. Simonetta, Simonetta, balla poco insieme a noi. Simonetta, Simonetta, dove vai con quei riccioli belli? Simonetta, Simonetta, con le trecce sui biondi capelli. Simonetta, Simonetta, con quel body un po' troppo attilato. Simonetta, Simonetta, balla poco insieme a noi. Dove vai con quei riccioli belli? Simonetta, Simonetta, con le trecce sui biondi capelli. Simonetta, Simonetta, con quel body un po' troppo attilato. Simonetta, Simonetta, balla poco
Grazie di cuore ai Doganirs. Li rivedremo molto ma molto presto. Vedete che alle spalle di questo gruppo c'è anche la pesca di beneficenza, una vera e propria tradizione per la festa della Madonna di settembre qui a Pontebba, e quindi l'afflusso è continuo. Vincono solo i biglietti di colore rosso, ma come si suol dire l'importante è partecipare. Noi adesso ci sposteremo dal sindaco Ivan Buzzi per i saluti finali, grazie di cuore, poi ritroveremo anche la Donadelli assieme al suo sindaco. Sono con Ivan Buzzi, sindaco di Pontebba. Allora, sindaco, possiamo un po' tirare la linea su quella che è stata l'edizione 2021 della Madonna di settembre a Pontebba? Sì, buongiorno a tutti. È sicuramente un'edizione con un risultato importante, di successo. Grazie all'impegno di tante associazioni, sono oltre una dozzina le associazioni di volontariato impegnate in questa manifestazione, una manifestazione che, come avete già detto, ha origini antichissime e che orgogliosamente la comunità porta avanti negli anni grazie all'apporto di tanti cittadini che si impegnano nel volontariato. Buzzi, di fatto vi siete dimostrati coraggiosi perché ci sono tanti eventi che sono stati annullati perché c'è ancora il timore delle normative anti-Covid. Sì, siamo stati coraggiosi nel rispetto delle regole, cercando sempre di mantenere tutte le norme previste, distanziamenti, Green Pass per l'accesso, eccetera, in maniera che comunque non si perda la tradizione del settembre pontebano e della secolare Sagra Mercato, che dopo quella di Sacile è la più antica del Friuli. Sindaco, grazie per l'accoglienza, un saluto anche ad Arianna Donadelli, assessore alla cultura. Siamo davanti a un locale che si chiama Dolci Pensieri ed è giusto fare Dolci Pensieri a Pontebba, che devo dire questa è la terza volta nell'arco di pochi mesi che veniamo da queste parti, comunità piccola ma piuttosto frizzante. Certo, ci diamo da fare, non ci arrendiamo, vogliamo trovare una buona prospettiva per il futuro, ci stiamo impegnando e i risultati si vedono. Grazie Ivan Buzzi, grazie ad Arianna Donadelli, un saluto al nostro operatore Paolo Bassi, grazie di cuore. Lo Scrigno torna la prossima settimana ancora con il territorio e le tradizioni popolari. Buonanotte e arrivederci.